TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella notte del 28 novembre i carabinieri di Portogruaro hanno arrestato un trentenne presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I militari ad Annone Veneto, dopo aver notato un'autovettura in transito ad elevata velocità nel centro abitato, che nel prendere una curva ha sbandato pericolosamente, tanto da invadere parzialmente l'opposta corsia di marcia, si sono messi al suo inseguimento. L'uomo, per sottrarsi ai controlli, ha abbandonato l'auto in strada. I carabinieri sono riusciti a bloccare l'uomo, il quale aveva cercato di divincolarsi colpendo gli operanti con calci, pugni e morsi alle braccia. All'interno della borsa termica che aveva con sé è stato rinvenuto oltre 1 chilogrammo di cocaina, nonché la somma in contanti di oltre 4.000 euro, ritenuta probabile provento dell'attività illecita di spaccio. La perquisizione estesa alla sua abitazione ha permesso inoltre di ritrovare oltre 700 grammi di hashish e circa 540 grammi di marijuana, nonché bilancini di precisione materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro. L'uomo è stato portato nel carcere di Pordenone. Ancora cronaca. Alle ore 17:30 di ieri la squadra dei vigili del fuoco della sede di Chioggia è intervenuta lungo la strada statale 306 Romea, più precisamente sul ponte translagunare, a seguito di un incidente stradale in cui sono state coinvolte 2 autovetture. I 2 veicoli provenivano da direzioni opposte. A seguito dell'impatto, uno dei 2 conducenti è rimasto letteralmente incarcerato nel proprio abitacolo, tanto che si è reso necessario l'utilizzo dell'attrezzatura in uso ai vigili del fuoco per l'estricazione. Il guidatore è stato preso in cura dal personale sanitario del 118 e trasferito dapprima all'ospedale di Chioggia e successivamente elitrasportato a Mestre. Illeso l'altro conducente. Per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi da parte della polizia locale, la circolazione è rimasta bloccata in entrambe le direzioni fino alle 19:15. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. L'assessore al commercio e alle attività produttive del comune di Venezia, Sebastiano Costalonga, ha consegnato a Cafarsetti il gagliardetto della città a Stefano e Sara Bonassi, padre e figlia che nei giorni scorsi hanno salvato un uomo caduto in acqua in Rios di Sant'Alvise. L'azione esemplare di Stefano e Sara merita un formale riconoscimento, ha dichiarato Costalonga, in una situazione di immediata necessità dove un'esitazione sarebbe stata comprensibile, hanno invece reagito con prontezza e determinazione esemplari. La loro condotta rappresenta un modello di senso civico e altruismo che la comunità ha il dovere di valorizzare e promuovere. Cambiamo argomento. L'appuntamento è per sabato 6 dicembre alle ore 15. Con l'apertura dei mercatini inizia ufficialmente il ricco calendario di eventi promosso dal comune di Mira con la Proloco, che porteranno fino alla festa di Natale e poi anche oltre fino all'11 gennaio per l'Epifania. Una 60ina di operatori saranno presenti con il loro stand lungo il Naviglio in Riviera Matteotti e in Piazza Municipio per presentare al pubblico i loro prodotti tipici e le specialità alimentari del periodo. Un tuffo nei sapori e nel gusto della creatività artigianale. Sempre sabato, già alle ore 14:30, si terrà la gara di orienteering per le vie della città, organizzata dall'Associazione Galilei in 4 percorsi, con la premiazione in Piazza Municipio alle 17, mentre alle 15:30 sono in programma i giochi di una volta. Domenica tornerà con una formula rinnovata, dalle 9:30 da Piazza Municipio, la corsa non competitiva Corri con Babbo Natale, organizzata da Sorriso Riviera ASD APS, con 2 percorsi da 3 e 7 km. Il ricavato sarà devoluto all'associazione stessa. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.